partite sono importanti. Oggi sì, la domanda è giusta. Oggi sì, assolutamente. Un mese fa era Lettonia. Se non vince Lettonia non aveva senso restare qui. Abbiamo vinto, allora siamo in grado di giocare una partita molto importante. Vinci qua, la prossima è Andorra, è inutile vincere e Andorra non fare niente. Poi oggi sì, assolutamente d'accordo che oggi è una partita molto importante, oggi no, domani è una partita molto importante per noi. Dopo è bella perché è emblematica, c'è un contenuto importante indietro di questa partita. Forse la più importante in questo percorso che ho fatto della Nazionale, non lo so, ma emblematica certamente, come abbiamo visto a Tirana. Tutte e due sono partite diverse, si sente che sono diverse, è bello da giocare. No, quanto riguarda la partita, anche noi sappiamo di loro: 3 centrali, 2 esterni, 3 centrocampisti, un mancino, 2 attaccanti. Guarda, quanto alla nostra squadra, io penso tanto in nostra squadra, ce l'ho, non dubbio, ma ancora abbiamo un allenamento importante da capire. Domani mattina praticamente la squadra è pronta. Qualche sorpresa? Con questa partita? Presidenti, ripeto che la partita più importante in questo momento è domani, ma abbiamo fatto un percorso, perché se tu arrivi qua con 3 punti sei eliminato. Se vinci questa partita e dopo non fai niente, sei eliminato. La prossima partita è la più importante, molto emblematica. Le partite che a me, ti dico, dopo, mi piace giocare questa gara, sono importanti, sono belle, c'è un'atmosfera molto bella, molto diversa, un rispetto, come abbiamo visto a casa. Allora, non è che abbiamo 50 calciatori che si può scegliere, no, noi abbiamo un gruppo di calciatori che viene da noi già da 2 anni e mezzo, qualcun cambio importante, da Varsovia 2023 fino ad oggi sono cambiamenti importanti perché è un percorso normale, escono qualche calciatore, arriva un momento e entrano altri. Allora la prima domanda, io penso che la prima domanda è la bella, la buona di calcio. Quanto riguarda al mio futuro, il mio futuro ci penso io. Ho fatto, l'ho detto già all'Arsenal, ho fatto al Barcellona calciatore, ho fatto la nazionale brasiliana, ho fatto allenatore, sono assolutamente contento, felice in Albania. Dopo futuro, è come il futuro di un calciatore, un giorno è qui e tra parte è di là, noi siamo eterni. La domanda non entra, chiedo scusa. La prima domanda è buona e loro, l'ho detto, una squadra molto forte. Individualmente i calciatori che giocano in campionato segnano su tutta la parte offensiva, difensiva, una squadra potente, fisica, spiace tantissimo 1 contro 1, spreco l'energia, sono forte. La parte offensiva sono calciatori importanti, buoni, calciatori che segnano, dentro dell'area c'è cattiveria. Io mi ricordo 2018, nazionale brasiliana, abbiamo fatto un mondiale, la terza partita, Brasil-Serbia in Russia. Certamente abbiamo studiato tutte le squadre esterne, che oggi la conosco, è un'altra squadra già diversa, ma Kostic per esempio da lì è una squadra che già si sa tutti, hanno molta qualità tecnica, una squadra forte, buona. Io potevo dire il nome di 2, 3, 4, ma parliamo di 5, 6, 7 calciatori, loro hanno calciatori forti, sì. Ma guarda ragazzi, io non leggo da niente, da nessuna parte. Io sono quel calciatore da 6-7 giorni, da fare bellissimo allenamento, da guardare loro, da prepararci loro per una partita importante. Allora non mi interessa che dica di una parte o dell'altra, quello non mi interessa niente, se è vero, se non è veramente. Io, come l'ho risposto, conosco benissimo questa squadra. Ripeto che dal 2018 con Brasile lì ero in panchina, ho visto, ma questo serve una squadra forte con tanti calciatori che giocano, è la stessa risposta praticamente.